Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie carissimo Andrea, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 4 giugno, dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, www.radiolibertà.net, il nostro nuovo bellissimo sito. Potrete trovare gli editoriali del direttore Giovanni Sallusti, troverete anche gli interventi, il premio Bamba di Vittorio Feltri, inoltre le firmissime, e in particolare ci sono anche le pillole dal meglio delle nostre trasmissioni. Or dunque, se volete, potete anche donare del denaro, cioè che fa sempre bene. Va bene, allora noi cominciamo la nostra trasmissione, cari amiche e cari amici miei, ma non dall'avventura, e la cominciamo dopo aver ascoltato un disco di Franco Battiato del 1980, Up Patriots to Arms, canzone che arriva dall'album Patriots del 1980. E la cominciamo, stasera parleremo di donne, parleremo soprattutto di femminicidio. È uscito un nuovo libro che è stato voluto dal Cantiere delle Donne, questo gruppo femminista, ma grazie a Dio non sono del genere maschio stai per essere distrutto. Gli anni 70 sono molto lontani sotto questo profilo, e la particolarità è però che questo libro raccoglie delle drammatiche confessioni di tante donne che dimostrano come la violenza, il disprezzo, le minacce siano ancora purtroppo pane quotidiano nella vita di tante madri, di tante ragazze, di tante donne lungo questo stivale in questo pieno XXI secolo. E anche questo è un tema sul quale riflettere. Alle 19 avremo con noi l'avvocato Claudio De Filippi, sarà il momento di In attesa di giustizia. Insomma, stasera si parla di fisco, si parla di ricorsi, si parla anche di necessità della riforma del fisco. 029294 7222 se volete essere dei nostri per telefono, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Voglio ricordare 20 anni senza Nino Manfredi, dice l'ANSA, e 30 senza Massimo Troisi, uomo di rara intelligenza e soprattutto uomo di accorta ironia. Ci manca soprattutto il suo sguardo alquanto intelligente, alquanto ironico nei confronti della realtà, anche nel modo di castigare il malaffare di quel tempo. A proposito, Flash batte ora Lanza, depistaggio Borsellino, accuse prescritte per i 3 poliziotti. Quindi è intervenuta la prescrizione e di conseguenza il processo si chiude qui. Ricordiamo incidentalmente che la prescrizione vuol dire semplicemente che lo Stato, siccome è intervenuto troppo tempo, ha perso l'interesse a voler eventualmente perseguire l'eventuale reo, che poi peraltro non si arriva né a definire un reo né tantomeno a condannare chi che sia, per cui abbiamo sempre dei presunti innocenti. Allora andiamo a vedere l'ADN Kronos. Sinner, nuovo numero 1 del mondo. Djokovic si ritira dal Roland Garros, il serbo non giocherà ai quarti a Parigi, regala all'azzurro il primato nel ranking ATP. Il 22enne alto atesino è il primo italiano in vetta alla classifica. Ancora, migranti, Meloni, ho consegnato al procuratore antimafia Melillo l'esposto sui flussi. La Presidente del Consiglio, ci troviamo davanti a un meccanismo di frode e aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare, con la pesante interferenza del crimine organizzato che dobbiamo fermare e correggere. Indica che sono stati abbattuti al 60% gli arrivi illegali dal
monitoraggio dei flussi invece dati allarmanti. Toti respinta la mozione di sfiducia al governatore della Liguria, la lettera del presidente della regione all'opposizione fatta arrivare in consiglio regionale prima del voto, tentata la spallata, non vi riuscirà. Natisone ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, i 3 giovani che sono stati portati via dalla piena del fiume, il procuratore di Udine lì alle verifiche sono in fase iniziale. Patrizia ha fatto 4 telefonate al numero unico di emergenza 112, proseguono le ricerche del 25enne. Liste d'attesa, dagli esami nel weekend al CUP unico, via libera del CDM alle nuove misure, semaforo verde al decreto legge, al disegno di legge, il ministro della salute Schillaci, DDL, frutto di confronto con le regioni, gli ordini e le associazioni dei cittadini. Prima di arrivare a tutto questo, diamo anche un'occhiata all'estero, perché sapete che si sono tenute in queste 6 settimane, 42 giorni ci sono voluti per avere il risultato delle elezioni in India, quindi la più grande democrazia del mondo, perché stiamo parlando per dimensioni, ha votato quasi 1 miliardo di esseri umani, insomma 800 milioni per la precisione hanno votato a queste elezioni. E questo significa che l'elefante indiano si trova un pochettino in difficoltà. Narendra Modi, il primo ministro indiano che la volta scorsa, quindi prima del Covid, aveva fatto man bassa, ha ottenuto 353 seggi su 543, quindi una vittoria quantomeno schiacciante, stavolta si trova in difficoltà perché non arriva a toccare da solo con il suo partito i 272 seggi di maggioranza che gli permetterebbero quindi di fare il governo da solo, perché come funziona in India? In India funziona che è il Parlamento che indica il Presidente del Consiglio o primo ministro, il primo ministro poi si sceglie i suoi ministri. Naturalmente questo significa che Modi si troverà davanti la necessità di governare in coalizione e in particolare lui ha tenuto un discorso a Nuova Delhi dicendo sostanzialmente di aver vinto, ha detto che in alcune zone del paese addirittura i voti per il suo partito sono raddoppiati, ha parlato del Covid e ha ringraziato gli indiani per averlo appoggiato durante tutta la pandemia, ha guidato la folla nel canto di lunga vita alla madre India e in particolare ha promesso di fare qualsiasi cosa per eradicare la corruzione dalle radici, fin dalle sue radici nel corso del suo terzo mandato e in particolare farà di tutto per potenziare il settore della difesa, aiutare i giovani, aiutare soprattutto gli agricoltori. Un'altra cosa interessante è che Modi soprattutto ha apprezzato, ha voluto ringraziare gli indiani, ha sottolineato che ogni indiano si ritiene orgoglioso della democrazia indiana, descrivendola come un esempio di credibilità ed efficienza. Dirò a ogni elettore di questo paese in questo momento di vittoria: voglio inchinarmi e salutarvi. Inoltre ha detto di aver salutato tutti i candidati nel corso di questa elezione, tra cui Rahul Gandhi, che guida il blocco di opposizione, che ha avuto un'importante affermazione, 230 seggi in Parlamento. Quindi anche qua non sarà una cosa facile per l'India. L'India dovrà chiaramente trovarsi un governo in tempi rapidi e Modi soprattutto dovrà trovare una coalizione che sia in grado di dargli voti sufficienti per diventare primo ministro e poi naturalmente per formare il governo. La volta scorsa gli era stato molto più facile. Adesso andiamo a dare un'occhiata sempre all'ADN Cronos alle 18:24 qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo a vedere la questione immigrazione, ecco qua. Meloni, siamo sempre sull'ADN Cronos, ho consegnato al procuratore antimafia Melillo l'esposto sui flussi. Cosa ha fatto la Presidente del Consiglio?
ho presentato un esposto sui flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri avvenuti negli ultimi anni avvalendosi dei decreti flussi. Lo ha detto il Premier Giorgia Meloni nella sua informativa in Consiglio dei Ministri. È evidente che se, come immagino, da una parte l'autorità giudiziaria aprirà una o più indagini in base agli elementi forniti e farà seguire la necessaria opera di accertamento per il passato, dall'altro lato le soluzioni per fermare questo meccanismo in futuro competono al governo. Continua l'ADN Cronos citando le parole della Meloni: lo stesso gruppo tecnico di lavoro che ha tirato fuori questi dati, che è coordinato dalla Presidenza del Consiglio e vede la partecipazione del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Esteri, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Ministero del Turismo, ha ipotizzato delle iniziative da intraprendere sia di ordine legislativo che d'ordine amministrativo. Ci troviamo di fronte a un meccanismo di frode e aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare con la pesante interferenza del crimine organizzato, che dobbiamo fermare e correggere esattamente come abbiamo fatto e stiamo facendo per il superbonus edilizio e il reddito di cittadinanza, aggiunge la Premier. Su quanto è emerso dai decreti flussi, auspico che si faccia piena luce su quanto è avvenuto negli scorsi anni. Col gruppo tecnico di lavoro noi abbiamo fatto una ricognizione solo sui 2 decreti flussi varati da noi, ma è ragionevole ritenere che le stesse degenerazioni si trascinassero da anni e mi stupisce che nessuno se ne sia reso conto. Noi modificheremo i tratti operativi che hanno portato a queste storture e lo faremo nel rispetto del principio che ispirò la legge Bossi-Fini, che ha regolamentato il fenomeno in questi anni, cioè consentire l'ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro, ha concluso la Meloni. L'incontro col procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, a quanto apprende ADN Cronos, è durato circa 30 minuti. All'uscita la Premier era accompagnata dal sottosegretario Alfredo Mantovano. Tra l'altro, sempre la Meloni poi nella sua informativa in CDM dice ancora l'ADN Cronos: l'impegno dell'intero governo ha permesso fino a questo momento di abbattere del 60% gli arrivi illegali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato possibile soprattutto grazie ai rapporti di collaborazione con i paesi del Nord Africa, Tunisia e Libia in testa. Inoltre la Premier appunto ha detto di essere andata a consegnare questo esposto sui flussi di ingresso in Italia e in particolare cosa dice la Meloni? Ci troviamo di fronte a un meccanismo di frode e aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare con la pesante interferenza del crimine organizzato. Quindi anche su questo, dopo le indagini della magistratura, è chiaro che il governo farà calare la sua scure e infatti la Meloni promette, mentre il governo individuerà le necessarie soluzioni per il futuro, auspico che si faccia piena luce su quanto è avvenuto negli scorsi anni. Col gruppo tecnico di lavoro noi abbiamo fatto una ricognizione solo sui 2 decreti flussi varati da noi, ma è ragionevole ritenere che le stesse degenerazioni si trascinassero da anni e mi stupisce che nessuno se ne sia reso conto. In particolare, spiega la Meloni, i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare, cioè significa che ragionevolmente la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i decreti flussi sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l'accesso in Italia per una via formalmente legale e priva di rischi a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro, secondo alcune fonti fino a 15.000 euro per pratica. L'ipotesi di infiltrazioni criminali, ha sottolineato la Premier, sembra avvalorata dal fatto che la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni, avvalendosi del decreto flussi, proviene da un unico Stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro. I bengalesi, ricordo, sono anche la prima nazionalità di immigrazione illegale nei primi 5 mesi di quest'anno e questo presuppone un collegamento forte tra organizzazioni criminali che operano nel paese di partenza e organizzazioni criminali che operano nel paese di arrivo. Tanto vi dovevo e lascio alla vostra meditazione. Adesso possiamo fermarci, andiamo in pausa
e ci sentiamo Zucchero, Donne 1985 e dopo il faccia a faccia con Micaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne. A dopo. E allora la mia ospite di questa sera è un gradito ritorno in realtà sulle magiche onde di questa radio, perché la conoscete, è stata spesso ospite della nostra incantevole Carola Rossi negli anni scorsi. Lei è Micaela Faggiani, è una valente collega che lavora anche per la 7 e Veneto 24, la radio del Veneto, dove conduce tra l'altro una seguitissima rubrica, ma in particolare lei è tra le fondatrici ed è la presidentessa del Cantiere delle Donne. Attenzione, non stiamo parlando di un gruppo di femministe arrabbiate che gridano maschio stai per essere distrutto, non è assolutamente questa, è una realtà da 7.000 anime, 7.000 donne che si sono ritrovate, grazie anche ai social, da tutta Italia, proprio per riflettere sul valore e anche sul ruolo delle donne nella società di oggi, perché sarebbe anche il caso di andare un pochettino oltre quello che tra poco vi presenteremo. E Micaela, che io ringrazio per la cortesia e per la disponibilità che ha avuto quest'oggi, firma tra l'altro la presentazione
di questo libro che ora vi voglio mostrare qua con il nostro... Sì, lo stai mostrando tu, ma lo posso mostrare anch'io, incredibile ma vero. Vediamo se riesco con la tecnologia. No, la tecnologia oggi non vuole funzionare. Vabbè, vediamo se riusciamo con quest'altra condivisione. Condividiamo lo schermo? Sì, lo condividiamo lo schermo. Via, eccolo qua. E allora ve lo mostro. Si vede adesso? Sì, che si vede. Sì. Allora, questo è Il rumore delle parole ed è un libro scritto da, o meglio, è a cura della collega Daniela Rossi, anche lei una giornalista, e in particolare questo è un instant book che è dedicato a Giulia e le altre. È un libro, tra l'altro, che vede la realizzazione appunto con la collaborazione con il Cantiere delle Donne, Riviera Donna. È stato pubblicato da Cleup SC, la cooperativa libraria editrice Università di Padova, quindi lo potete trovare là. Vedete anche la pagina Facebook www.facebook.com/Cleup, ma in particolare, ecco, questa è, e c'è anche la presentazione del governatore veneto Luca Zaia. Perché a Giulia e alle altre? Perché questo è un libro che io ho letto, tra l'altro si legge con una certa facilità e una certa velocità, un libro che fa male. Fa male perché io ho finito di leggerlo e ti dico la verità, la prima cosa che ho provato è stato un senso di enorme solitudine. Michaela, ma perché avete realizzato questo volume? Allora, intanto grazie per questa opportunità, naturalmente. Abbiamo realizzato questo Figurati. volume proprio di pancia, dopo quello che era successo a Giulia Cecchettin. Tra l'altro io arrivo da una serata in cui proprio ho presentato Gino Cecchettin nel libro Cara Giulia, quindi sono ancora carica delle sue parole. Di pancia abbiamo detto basta, non se ne può più e dobbiamo fare qualcosa. E di pancia abbiamo detto, diciamo alle donne di parlare, perché la prima forma e la prima libertà è quello di poter parlare, di raccontare i vissuti negativi e anche non negativi, per fortuna. Quindi abbiamo chiesto alle donne, in una specie di call to action, si dice adesso, attraverso i social, le newsletter, eccetera, eccetera, e anche il passaparola, quello di scrivere le loro storie di violenza, di ogni genere, non solo quella fisica, ma anche quella psicologica, economica, sociale, raccontandolo in maniera anonima proprio per tutelare la privacy di queste donne. Abbiamo raccolto molte storie, ne abbiamo scelte 38, che appunto la collega Daniela Rossi poi ha sistemato, ha fatto l'editing, eccetera, eccetera, e abbiamo chiesto anche a delle illustratrici e illustratori di esprimere attraverso anche le creazioni grafiche quelle che erano le storie. E quindi ne è venuto fuori un libro che è tascabile, nel vero senso della parola, con queste 38 storie di donne diversissime, perché hanno età molto diverse, dai 20 ai 70 anni, e che raccontano quella che purtroppo è una violenza quotidiana. Io dico sempre che la prima persona a cui ho fatto leggere questo libro è mia mamma, e mi ha detto: ma veramente succedono queste cose? Dico sì, se noti, io dico sono storie normali, di persone normali che purtroppo hanno vissuto varie forme di violenza. L'abbiamo chiamato rumore delle parole perché appunto queste parole vogliono proprio far rumore, cominciare a cambiare il mondo da una consapevolezza che purtroppo siamo a questo punto. E da questo punto dobbiamo partire per fare qualcosa. Intanto parlando, quindi buttando fuori, che poi è sempre quello che si fa quando si va da uno psicologo, per capirsi. Quindi si racconta il vissuto e quello che ci fa star male per poi procedere con una terapia e con una normalità. Ecco, noi vogliamo partire da questo per dire: ok, questo è lo stato di fatto, facciamo qualcosa tutti insieme, uomini e donne, perché appunto, come dicevi tu, non siamo femministe arrabbiate, no, siamo solo donne che all'inizio si sono messe insieme e abbiamo detto facciamo squadra, per poi dire ok, facciamo squadra con tutti. Infatti nell'associazione, perché poi dalla community online siamo anche diventate associazioni, abbiamo anche molti uomini che si sono iscritti e che attivamente operano e quindi ci danno idee, chiedono appunto di lavorare, di aiutarci a realizzare eventi, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' è questo diciamo, il senso e il DNA del libro. Michela, però io noto che c'è un enorme senso di sbigottimento in questo volume, nelle storie che vengono raccontate. Lo sbigottimento è sempre quello della scoperta, del niente è come sembra. Cioè, c'è sempre questa idea
o meglio, non è l'idea, queste storie raccontano sempre e comunque di incontri con uomini che in sé per sé sembrerebbero praticamente il principe azzurro, sempre premurosi, sempre presenti, sempre generosi e così via. Però questi uomini, com'è e come non è, si rivelano dei veri e propri tiranni, tiranni che alzano le mani, tiranni che insultano, tiranni che demoliscono la dignità della donna a parole, insegnando il disprezzo di questa madre ai figli, perché c'è anche questo, qui c'è la distruzione anche del rapporto con la madre, la distruzione della donna in quanto madre. Ma non c'è solo questo, c'è la distruzione della donna in quanto donna, perché non necessariamente, insomma, dobbiamo oggettivare una donna in quanto madre e basta. La donna è prima di tutto donna. Ecco, c'è questo continuo lavoro di demolizione e questo continuo lavoro di demolizione però avviene, mi verrebbe quasi a dire, con la complicità della vittima, perché alla fine o ha il suo silenzio o ha il discorso e vabbè, ma poi chi mi campa, come faccio ad andare avanti? Oppure ancora in un caso, e quella è stata la storia che più veramente mi ha fatto male, questa donna racconta alla madre, o comunque una donna molto più anziana di lei, guarda che mio marito si comporta in questo modo e quest'altro modo, e quella le risponde, vabbè, è così e basta. Che ricorda un po' il film della Cortellesi, no? C'è ancora domani, ma st'Andrea Memena mi gonfia come una zampogna perché ha fatto 2 guerre e quindi è ancora nervoso. Ma è mai possibile che qua sono tutti incazzati? Ma è una volta che la gente si dia una calmata? Cioè, qui abbiamo fatto un duro lavoro sacrosanto, aggiungerei, perché la donna si liberasse, perché la donna potesse avere la parità, la legge 903 del 77, l'esempio più banale, anche se poi all'inizio è stata applicata come è stata applicata. Ci sono ancora dei valori, dei diritti che devono essere conquistati, perché io trovo ributtante che una donna, per il solo fatto di essere una donna, debba essere pagata meno di un uomo, perché forse il femminismo è questa cosa qua, non scrivere ministra. Io sono femminista nel senso che una donna deve essere pagata esattamente come un uomo, deve avere la sicurezza di un uomo quando va in giro, perché solo quando una donna potrà girare, faccio l'esempio più assurdo, all'1 del mattino a Quartoggiaro o in un quartiere malfamato di una qualunque città italiana e nessuno le metterà un dito addosso, allora avremo raggiunto il femminismo. Ma fino ad allora mi sa che la strada è ancora lunga. Ecco, la domanda è: com'è che qua si fanno 4 passi avanti e 10 indietro? È una bella domanda, guarda, è quello che in realtà ho chiesto anche a Gino Cecchettin ieri, ma ti sei mai chiesto il perché è successa questa cosa? Ovviamente un perché non c'è, però quello che c'è è un'educazione che manca, forse nelle persone di una certa età, non forse nei giovani, ma anche no, perché appunto Turetta che ha ucciso Giulia era giovane, però quello che manca è la capacità di sopportare dei no, in particolare da parte degli uomini purtroppo, che non riescono ad accettare che una donna possa essere libera, a proposito di libertà, e decidere anche di interrompere una relazione. Questo in molti versi, perché c'è ancora questo stereotipo che l'uomo deve essere il padrone, tra virgolette, della donna anche, o il fatto che l'uomo non deve chiedere mai, come si diceva una volta, quindi l'uomo è per forza forte, non può piangere, deve assolutamente essere padrone di se stesso, in realtà questo non è, e forse bisogna insegnare soprattutto al genere maschile che anche la fragilità, il fatto che si possa versare una lacrima, che si possa anche lasciare andare, è una cosa normale, non è una cosa anormale. Quindi sono forse queste cose che sembrano semplici, ma in realtà sono proprio connaturate in quelle che sono le persone e soprattutto appunto il genere maschile. Quindi dobbiamo in realtà iniziare a fare questo, sensibilizzando, parlandone. Non è mai troppo parlarne, anche se ti dico che a volte ricevo molte critiche, che pizza, sempre ste donne, sta cosa, sì, sempre ste pizze, ste donne e ste cose, ma ieri sera c'era la fiaccolata per Giada che è stata buttata giù, esatto, cioè, quindi voglio dire, Ancora viva peraltro. esatto, ancora viva, a pochi Chissà chi chilometri si da dove buttano così, no, abita. gli esseri umani. Sì, cioè, e quindi diciamo, ma è possibile, ne abbiamo parlato, continuiamo a parlare, continuiamo a lavorare anche noi. Ci vengono dei momenti di scoramento, dove dici, non è possibile,
non è possibile. E vuol dire che è connaturata questa cosa, le cose connaturate sono più difficili da sradicare. Ecco. Ecco, io vi voglio leggere questa cosa. Siamo a pagina 52. Grazie al centro antiviolenza ne sono venuta fuori. Oggi sono viva e divorziata, ho appena ricevuto una bella mail di minacce, ma l'ho fatta vedere subito al centro e ai carabinieri. Lui beve e ha una pistola per uso ludico, ma funzionante. Posso solo sempre viaggiare avendo paura e guardando le macchine dietro. Per fortuna esiste il localizzatore, lui non sa di averlo e posso sapere dove si trova, quindi muovermi in tranquillità. Ho fatto una segnalazione all'avvocato, lui non paga il mantenimento, però devo stare buona perché quando si arrabbia potrebbe bere, prendere la pistola, venire sotto casa e farmi fuori e magari vincerla anche. Ecco tutto. Cioè, io è la desolazione più totale. Sì, purtroppo Ci sì. facciamo meraviglia di Hamas, ma certa gente ragiona peggio di Hamas in Occidente. Ed è purtroppo per molte donne la normalità. Sai quante volte queste storie ce le raccontano, magari scrivendo una mail dicendo: "Mi sento più forte perché ho letto quello che fate, perché so che non sono l'unica". Ecco, anche far sentire a queste donne che non sono isolate, questa è un'altra cosa importante, che purtroppo ci sono tante altre donne che vivono questa situazione, che ci sono anche gli strumenti. Spesso noi lavoriamo e facciamo incontri anche con la questura, che continua a insistere molto sul fatto dell'ammonimento, che sembra possa essere uno strumento utile, perché comunque la persona si sente, tra virgolette, "braccata" e nell'occhio del ciclone, quindi in un certo senso sa che se fa un altro passo falso gli vien tolto tutto, o comunque ci sono altre misure, e quindi può servire anche da deterrente. Quindi insomma, poi la questura, si stanno formando anche loro, tutti gli operatori, proprio per essere più pronti a queste cose, e quindi insomma gli strumenti ci sono. Certo, ci vuole la forza poi per muoversi, per denunciare, per uscire da casa. Noi abbiamo fatto tantissimi eventi sulla violenza economica, perché se una donna non ha uno stipendio, se non ha una capacità economica, se non ha un conto corrente proprio, a volte in queste situazioni non può avere la forza di uscire di casa, perché le mancano i soldi, poi se ha figli è ancora peggio, insomma. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno sistemate perché una donna possa essere libera di fare anche delle scelte, oltre alla parte appunto di sensibilizzazione e di educazione sentimentale degli uomini. Ci sono quindi tanti fattori che concorrono, da quello che è la risposta delle istituzioni, quella che è la libertà di una donna anche economica, quella che è la sensibilizzazione e l'educazione sentimentale degli uomini. E poi anche quelle battute, quelle frasi che spesso vengono fatte, che sembrano normali, ma in realtà no. Cioè il com'eri vestita non ci sta. Ieri diceva Marco Franzoso con Gino Cecchettin: "A volte ci diciamo: "Facciamo una cosa da uomo a uomo", ma in realtà anche questo è uno stereotipo se ci pensi. Quindi dobbiamo un attimo resettare il cervello e ripartire in un altro modo. Senti, all'inizio degli anni '70 in Israele ci fu un'ondata di stupri. Quando dissero a Golda Meir: "Forse dovremmo mettere il coprifuoco per le ragazze", lei rispose: "Semmai dovremmo metterlo per gli uomini". Tu hai un figlio, se posso permettermi, Certo. maggiorenne, ecco, ma tu a tuo figlio cosa hai insegnato? Soprattutto che dobbiamo insegnare ai figli e alle figlie? Guarda, mio figlio poverino mi dice sempre: "Basta queste donne", perché da quando è piccolo si sente ripetere libertà, rispetto. Ecco, io ho sempre detto a mio figlio che la prima regola è il rispetto, sia che ti trovi di fronte a un'altra donna, un altro uomo, cioè una persona, e poi soprattutto che si può accettare il no, e che le storie d'amore sono molto difficili. C'è la favola del mulino bianco. Sì, forse una volta c'era, adesso sappiamo che è bellissimo. Io dico sempre a mio figlio: "L'amore è una cosa bellissima", però non è così semplice come la dimostrano, no. Io dico sempre che quando, al corso preparto mi dicevano appunto: "No, no, è semplice, è tutto semplice". Mi hanno spiegato come fare a partorire, non mi hanno spiegato quello che succedeva dopo, cioè quello che sopporta anche una donna quando partorisce in termini di cambia il mondo, e non sei preparato. Ecco, più o meno è così, nel senso che poi tu affronti una storia d'amore, magari ti sposi, può succedere di tutto e poi devi essere bravo per mantenere questo rapporto, devi essere anche fortunato a trovar la persona giusta e sperare che non succeda nulla. Però non è semplice, quindi bisogna essere preparati anche ad un piano B o anche a
rispettarsi e farsi rispettare. Quindi ecco, io dico questo a mio figlio per prima cosa: sappi che la vita non è semplice, che le storie d'amore possono anche finire e devi accettare anche che una persona ti possa dire guarda io non voglio più stare con te, senza farne drammi. Poi tutto si supera, lo vediamo perché succede veramente di tutto a questo mondo, e quindi anche una delusione d'amore magari ti apre altre porte. Ecco, se qualcuno forse avesse detto a Turetta che oltre Giulia probabilmente lui avrebbe potuto avere altre donne, un'altra vita, magari anche delle cose migliori, forse non sarebbe successo, forse, non lo possiamo sapere purtroppo. È proprio questo il fatto, però sai, è che io quando vedo Turetta che si pianifica tutto l'itinerario, oppure Impagnatiello che si studia le dosi da somministrare anche all'altra povera Giulia e al piccolo Tiago che stavano arrivando. C'è questa lucidità del male, la banalità del male è nella sua completa lucidità nell'eseguire, nel costruire un meccanismo e portarlo a termine. Ecco, qui però siamo oltre il semplice possesso, semplice per modo di dire, sia chiaro, siamo oltre il concetto di possesso, siamo oltre l'uomo prevaricatore o, per citare Rino Gaetano, il maschio forte, come cantava lui in Un Tereghe Chiù. Qua siamo veramente alla malattia. E però, e questo emerge anche dalle storie del libro, c'è sempre la donna che fa la croce rossina. Ma perché? Qualcuno direbbe più colpevole lei di lui, perché ha visto il treno che le veniva addosso e non si è scansata, Eh. o ha fatto finta di non vederlo. Guarda, te lo Posto dico da che donna, è un po' come nell'uomo è connaturato il fatto che deve essere uomo forte, e nella donna c'è questo senso della croce rossina, o ancora peggio il fatto di sperare di cambiare la persona, di sì, sistemare le cose. In realtà purtroppo non è così, è che noi ci speriamo sempre perché magari mettiamo prima l'amore, il sentimento, però in questi casi bisognerebbe essere molto razionali e dire mamma mia, se questa persona ha cominciato ad alzare la voce, mi ha negato di fare questa cosa, vabbè, la prima volta, cioè non è che adesso dobbiamo subito allertare, però insomma se succede 1, 2, 3 volte, allora qualche campanello e qualche razionalità la dobbiamo trovare e dire: "No, aspetta, non è normale", magari parlarne con l'amica e dire: "Ma è capitato anche a te?" E se lei dice no, e allora dire: "No, allora c'è qualcosa che non quadra, è meglio salvarsi prima e non andare all'ultimo appuntamento", perché questa è l'altra cosa che sì, purtroppo appunto. non dobbiamo fare perché, le spiegazioni eccetera, eccetera, ecco. Michela, siamo alla fine della nostra conversazione, grazie per il tuo tempo. Intanto vedete la copertina e il rumore delle parole, Instant Book per Giulia e le altre, a cura di Daniela Rossi, edizioni Cleup, 13 euro, ma credo che valga ampiamente Sì, il no, vostro tempo ricordiamo e la questa vostra cosa, spesa. scusami, perché appunto il ricavato, i diritti d'autore del libro vanno al gruppo Polis, che sta aprendo la terza casa di fuga Ecco. nella provincia di Padova, quindi pensate, già 3 case di fuga per le donne vittime di violenza. Ecco, noi abbiamo fatto questo per questa finalità, ecco. Michela, c'è speranza, me lo dai un motivo per sperare? Le donne portano la vita, che diamine. Eh certo, ma guarda, se vedi in realtà anche dal punto di vista politico adesso stanno governando le donne a livello italiano, a livello europeo, quindi in realtà qualcosa si è mosso, qualcosa si sta muovendo con molta lentezza, con un pachiderma, però secondo me sì, e anzi posso dire una cosa, noi inviteremo, e lo faremo in questi giorni sui social, le donne ad andare a votare, non ad andare a votare donne, ad andare a votare, perché se vogliamo cambiare le cose dobbiamo cominciare andando anche solamente a votare persone in grado di portare avanti anche quella che può essere un mondo paritario, con le opportunità per tutti, quello dello stipendio, del posto nella società, insomma andiamo a votare, perché è inutile poi dire sì, però perché no? Io ritengo che tutte noi, e lo dico sempre anche nel cantiere delle donne, dobbiamo fare qualcosa se vogliamo cambiare lo stato delle cose. Quindi un primo passo, come diceva anche la Cortellesi, che è un diritto tra l'altro che hanno sudato queste donne, è andare a votare. Quindi ecco, l'invito parte anche da questo gesto molto importante. E allora, buon cantiere, buon voto e buon lavoro. Grazie, grazie a voi naturalmente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, a te la linea. Grazie Andrea, rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Siamo negli ultimi minuti, dopodiché avremo In attesa di giustizia. Stasera parleremo di tasse e dintorni, quindi argomento quanto mai croccante e caldo. Nel frattempo vi diamo qualche ultima notizia, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ecco qua, i trattori in corteo a Bruxelles, no a von der Leyen e al Green Deal. Agricoltori e ultradestra uniti contro la Presidente, manifestazione pacifica e senza incidenti, Lollobrigida in Italia nessun rischio di proteste. No a Ursula von der Leyen e no al Green Deal, è il messaggio lanciato dall'associazione agricola olandese Farmers Defence Force sul palco della maxi protesta dei trattori contro l'Europa in corso nell'altopiano dell'Aisel a Bruxelles a pochi giorni dal voto del 6-9 giugno. Durante la protesta è iniziato un fitto lancio di petardi da parte degli agricoltori radunati nel parco di Laeken. La manifestazione è entrata nel vivo a mezzogiorno con gli interventi sul palco degli ultranazionalisti fiamminghi del Vlaams Belang, del Forum per la Democrazia, i polacchi del PiS e Confederacia e gli spagnoli di Plataforma 6F vicini a Vox. La protesta dei trattori a Bruxelles si è spostata poi nel quartiere europeo. Il contingente di circa 500 mezzi agricoli ha lasciato l'area dell'Aisel e una delegazione composta da una decina di trattori ha raggiunto i palazzi delle istituzioni UE. A fine pomeriggio la protesta si è avviata al termine e anche la delegazione alla sede del Parlamento europeo si è allontanata senza incidenti. Circa 1200 manifestanti e 500 mezzi, secondo i numeri diffusi dalla polizia di Bruxelles Capitale, che erano radunati nella zona Aisel nel nord della capitale belga, hanno iniziato la smobilitazione. La protesta si è svolta inoltre, scrive ancora l'ANSA, in modo pacifico e non si segnalano tensioni con le forze dell'ordine. Le principali sigle di categorie europee, rappresentate a Bruxelles da Copa Cogeca, non hanno preso parte all'azione. Ma adesso è il momento di In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi. Andrea, se sei pronto, sigla. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come urriali, anni di fatiche, botte, vinci, caso mai. A voi la linea. Grazie. Allora, io intanto voglio salutare l'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera, ben Salve trovato. a tutti, salve. Allora, avvocato, noi abbiamo un piccolo problema di carattere logistico. Il nostro ospite, il dottor Stefano Agnasini, è in riunione. Tra 10 minuti sarà dei nostri, quindi abbiamo 10 minuti nel corso dei quali possiamo intanto raccontare chi è il nostro ospite. Confederazione Imprese Unite per l'Italia. Di che cosa si tratta? Allora, è già stato ospite della trasmissione. Caro Antonino, tu lo conosci già telefonicamente, penso, non so se è venuto in radio, non penso. Telefonicamente sì, però lo ricordiamo ai nostri ascoltatori. Certo, ricordiamo, si tratta di una associazione che praticamente rappresenta tanti piccoli imprenditori, partite IVA, commercianti, artigiani e agricoltori. Non dimentichiamoci mai gli agricoltori, che sono importanti e certo fondamentali, direi. Praticamente tutti coloro che oggi faticano molto a arrivare a pagare tutto, arrivano con difficoltà e sono sempre più rappresentati. Diciamo che questo è il settore proprio dove il movimento della Lega ha il maggiore appeal proprio per le proposte politiche che mette in campo, cioè questo è un po' come posso dire, un terreno dedicato alla Lega che praticamente
cerca di aiutare coloro che a volte sono i nuovi poveri, a volte hanno grandi difficoltà, ma comunque ci mettono sempre tutta la loro, tutti i loro averi, tutta la loro forza nel lavoro per arrivare a far quadrare i conti, e sono le partite IVA. Allora, quindi, avendo questo bacino importante, perché mi sembra che l'associazione del dottor Stefano sia tra la Spezia e Massa, ma si stia espandendo, poi ce lo dirà lui, quindi eccetera eccetera, però volevo cogliere l'occasione di avere questo piccolo spazio che mi è permesso dal ritardo dell'ospite per fare un riferimento a questo. È chiaro che sempre più in questo momento ci troviamo di fronte noi professionisti e vediamo un po', abbiamo un po' il polso della situazione generale, e vediamo, ahimè, che ci sono tante persone che ricevono intimazioni di pagamento, che ricevono preavvisi di ipoteca, che ricevono pignoramenti sui conti correnti e quindi fermi dell'autovettura. Allora, questa situazione generalizzata di sofferenza, che ovviamente è dedicata particolarmente agli autonomi sicuramente, ma non solo, sono anche parasubordinati che hanno debiti e quant'altro, fa pensare che la risposta più importante sia quella di ovviamente cercare non chi evade che cosa, perché poi ci sono anche gli evasori, sicuramente sì, ma soprattutto la gran parte di persone, la grandissima maggioranza, che non riescono a pagare, non perché mettono di mezzo mezzucci per farsi scambiare per poveri quando sono ricchi, ma invece proprio perché non ce la fanno, perché sono onesti, perché vogliono pagare le tasse ma non ce la fanno a pagarle. E allora, in questo momento politico che si avvicina alle elezioni europee, è indubbio che il grido di sofferenza di questa gran parte della popolazione che è esposta a queste iniziative della ex Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, gli accertamenti. C'è bisogno di una vera e propria tregua fiscale definitiva, e questa tregua fiscale definitiva bis, chiamiamola, eccetera, eccetera, non deve essere mai una guerriglia, non deve essere mai un momento in cui si fa un po' di pace, poi si fa un po' di guerra e poi si arriva alla guerra finale. E questo è importante, il rapporto tra Stato e contribuenti si deve normalizzare. Allora, visto che c'è quel monte di debito enorme, si parla di 1.200.000 miliardi, ma poi questa cifra è così immensa che può essere soggetta a variazioni sempre in peius, ritengo, speriamo di no, ma purtroppo questo è il dubbio. Abbiamo la possibilità di dare un segnale di speranza. Allora, il segnale di speranza viene appunto da rumors che si potrebbe pensare che dopo queste elezioni europee ci potrebbe essere una pace fiscale bis, che porti pace alle famiglie e alle aziende, che porti la gente a essere più tranquilla, anche perché le persone vogliono pagare, vogliono essere in pari con i debiti, dati a Cesare quel che è di Cesare, no? Senza tirare in ballo il Vangelo e la Bibbia, però sostanzialmente la gente vuole stare tranquilla, ha bisogno di più tempo. Io e Antonino, con la vecchia trasmissione Zoom, a domanda risponde, eccetera, eccetera, molto spesso abbiamo parlato di questi argomenti e ne abbiamo trattato diffusamente, vedendo maggiore sensibilità alla politica. Mi stavi dicendo, caro? Dico, infatti, e nel frattempo è arrivato anche il dottor Agnesini. Oh, benissimo, perfetto, benissimo. Io potevo continuare ancora un paio d'ore. Buonasera, dottore, benvenuto e bentornato. Allora, qualche dato: la Confederazione Imprese Unite per l'Italia è un'associazione datoriale nata nel 2020. Qual è la loro esigenza? Quella di aggregare tutte le attività che hanno bisogno di aiuto attraverso servizi e tutela sindacale, soprattutto
Confederazione Imprese Unite per l'Italia eroga servizi alle imprese, si fa promotrice di battaglie sindacali a sostegno del lavoro autonomo e degli imprenditori. www.confederazioneimprese.it. Allora, caro dottore, buonasera, bentornato. Insomma, come partita IVA, eccomi qua, presente all'appello. Come ce la stiamo passando ultimamente? Sicuramente abbiamo visto tempi migliori. Ecco, però vabbè, diciamo che si apprezzo il lottare, suo understatement, lo sappia. Prego. No, dicevo, sicuramente continuiamo a lottare perché ce l'abbiamo oramai di indole noi imprenditori di lottare, però qui cercano sempre di metterci bastoni fra le ruote. Però diciamo che teniamo botta e andiamo avanti. Certo. Avvocato. Caro Stefano, vorresti un po' spiegare qual è la posizione dell'associazione sulle nuove riforme, per esempio sull'aspetto delle sanzioni, che è un decreto che si sta esaminando in questo momento, ma che incide molto poi sul debito finale di ciascun contribuente. Cosa dice la tua associazione su questo? Sicuramente, ovviamente siamo come sempre sulla linea che comunque sia è giusto pagare, ma se per qualsiasi motivo ci sono dei ritardi, ci possono essere, ovvio che le sanzioni non possono essere così a volte sproporzionate, quindi sicuramente vanno viste, anzi ben venga, come abbiamo fatto tanti ricorsi noi per quando c'era la rottamazione, però ben venga magari che si potesse fare un'altra rottamazione, perché qui oramai fra sanzioni, fra debiti, tra cartelle esattoriali che arrivano tutti i giorni siamo veramente, diciamo, oramai soffocati. Oh, benissimo. Volevo aggiungere una cosa, perché il dottor Stefano Agnesini, l'associazione mi sembra che abbia sede alla Spezia e Massa, o sbaglio? Questo giusto? Le sedi dove sono? La sede dell'associazione? Noi diciamo le sedi operative dove facciamo assistenza, capo, patronato e tutto, attualmente sì, sono quelle di Massa e di La Spezia, però poi abbiamo altre sedi in tutta Italia dove comunque possiamo anche aiutare gli imprenditori su tutte le problematiche. Quindi l'associazione è in espansione, diciamo, rispetto alla Spezia e Massa, si vuole espandere, diciamo, nel resto d'Italia. Certo. Allora, volevo precisare che l'aspetto della proporzionalità è proprio il criterio che la Corte di Giustizia del Lussemburgo ha utilizzato. Le sanzioni devono essere proporzionali. Allora, come fai ad avere sanzioni al 200%, 300% in caso di accertamenti, 180% che si possono definire proporzionate? Allora, è chiaro che devi applicare i minimi delle sanzioni e abbattere forse anche quelli, perché se i minimi sono quelli che partono dal 33% è un conto, ma se arrivano al 200-300% i cittadini dovrebbero pagare da 100 euro, dovrebbero pagarne 400, che diventa 3 volte più, no? Quindi diventa impressionante. Ecco, questa è un po' la situazione. Certo, ma infatti la proporzionalità era proprio quella, perché se c'è sproporzione già non riusciamo a volte a pagare e a ottemperare ai doveri, figurati con le sanzioni al 200%. Ottimo. Ultima cosa che ti volevo dire per quanto riguarda sempre l'aspetto fiscale. L'associazione si sta interessando anche, come dici tu dici c'è necessità di una rottamazione quinquies, ma volevo chiederti se sei al corrente che il PNRR dà una indicazione, quello con cui abbiamo preso quei 200 miliardi e passa dall'Europa, non gratis ma con interessi, dicevo, dà indicazione anche da un punto di vista, lo dico io perché l'ho letto, che entro il 2026 ci sia necessità di abbattere il 60% delle cause che in gran parte sono in materia tributaria. Allora, questa situazione di abbattimento delle cause tributarie, secondo il dottor Agnesini, necessità di qualcosa in più rispetto alla rottamazione o secondo lui è sufficiente la rottamazione quinquies, in astratto? No,
Sicuramente necessita qualcosa di più, sicuramente, anche se poi anche la rottamazione, se è fatta come la precedente, e come ci siamo già detti anche nell'ultima trasmissione, purtroppo è stata solo a beneficio di pochissimi, perché era fatta veramente con i piedi. Cioè Infatti. il punto della rottamazione ritieni che sia la lunghezza. Se dura 6 anni la rottamazione impedisce, se è fatta per chiunque abbia debiti, quello che ha 1 milione, quello che ne ha 2, quello che ha 100.000 euro, è sempre uguale. In 6 anni la duration della rottamazione impedisce di pagare, perché sono cifre troppo grosse e rate troppo pesanti, anche perché se si facesse a 10 anni la rottamazione più del 50% forse pagherebbero. Questo è il messaggio, se non ho capito male, giusto caro? Certo, il messaggio è correttissimo, è quello. Io pensavo che invece sarebbe opportuno, perché poi lo sappiamo con Antonino, la parola condono suscita le ire delle sinistre, e invece il condono di dipendenti, che è una manovra che è sempre stata fatta, anche ai tempi di Draghi, anche prima, eccetera, eccetera, è una possibilità per chi ha cause, ma non solo contro l'agenzia, anche contro l'agenzia entrate e riscossione, di poter poi beneficiare dicendo rinuncio alle cause, tutti i gradi, Cassazione, appello e primo grado, e poi a quel punto riesco a avere uno sconto, perché deve essere superiore rispetto a quello della rottamazione, perché rinuncio ad un ricorso che ho presentato davanti al tribunale. Un'ultima cosa che volevo dire al dottor Agliesini, perché noi non ci siamo messi d'accordo ovviamente in nessun modo sulle domande come di solito si fa. Ritieni che le commissioni tributarie diano una buona risposta rispetto a quelle che sono le esigenze dei contribuenti, oppure secondo te, visto che spesso vai a Roma se non sbaglio, no? Anche per parlare di riforme e di questioni che possono cambiare la vita dei cittadini, ritieni che sia opportuno una modifica da un punto di vista legislativo della situazione delle cause tributarie e di coloro che le gestiscono, cioè a livello proprio di commissioni tributarie, giudici del lavoro, giudici di pace? Questa è un po' la divisione delle varie magistrature che si occupano di tributi. Sì, no, sicuramente siamo in linea, perché comunque queste cose non vanno bene, rispondono quasi mai, i tempi sono lunghissimi e a dare delle risposte a volte anche poco carine, poco eleganti. Quindi secondo me ci vorrebbe una bella riforma, ma come ci vorrebbe una riforma su tutta la magistratura, non solo su quella, perché ci sono troppe cose che in Italia non funzionano dal punto di vista di giustizia, sia quella tributaria che l'altra. Perché per esempio la riforma prevede il nuovo decreto che è stato adesso approvato, mi sembra dai primi di gennaio se non vado errato, che anche le sospensioni possano essere reclamate. Ma tutte le volte che tu reclami una sospensione perché dici non voglio pagare, sospendimi giudice, ti arriva anche da pagare una cifra di soldi, cioè una condanna. Invece purtroppo assistiamo a un fatto, che quando vince il cittadino, purtroppo non spessissimo, ma a volte vince fortunatamente, le condanne non ci sono e quindi alla fine si ha compensazione di spese. Quindi diciamo che la questione è che spesso e volentieri laddove il cittadino vince abbiamo compensazione di spese, laddove vince lo Stato invece abbiamo pagamento forte di oneri di questo. Ultima cosa che volevo buttare lì per quanto riguarda l'associazione. Quando il cittadino decade da una rottamazione, per esempio, quando decade da una rottamazione ha la possibilità di pagare tramite la rateizzazione. Sì. La rateizzazione. Ritieni che sia una buona scelta questa di far pagare con la rateizzazione quello che non si è riusciti a pagare con la rottamazione, cioè lo sconto con la rottamazione è il 50%, con la rateizzazione ovviamente devi pagare tutto e le sanzioni al 100%.
Cioè, questo voglio dire, potrebbe ripescare il legislatore il cittadino che decade dalla rottamazione, perché tutte le volte, altrimenti con la decadenza, potrebbe mettere, non lo so, non ogni volta che non paghi decadi, ma potrebbe mettere ogni 5 volte, ogni 6 volte, ogni 8 volte, se non paghi allora si decadi. Ecco, questa è un po' quella che è la mia domanda. Vabbè, sicuramente, come ci siamo già detti anche, ripeto, in passato, la vecchia rottamazione non permetteva l'accesso ovviamente a tutti. Quei pochi che ci hanno provato magari non ci sono nemmeno riusciti, e quei pochi che magari riescono in qualche modo, sicuramente ritornando a una rateizzazione normale avrebbero anche un danno, quindi insomma sarebbe meglio che si rivedesse un po' tutto, no? Non solo la rateizzazione, ma anche queste sanzioni giustamente che vengano ridotte, quindi la riduzione delle sanzioni, magari una maggior rateizzazione dei periodi un po' più lunghi. Potrebbe essere, che secondo me è utilizzata la parola giusta prima, anche se alla sinistra non piace, però potrebbe essere il condono una risposta giusta a tutte le esigenze delle imprese. Ecco, un'ultima questione che ti volevo dire. Ti risulta dalla tua associazione o da altri tuoi, non so, verifiche che hai fatto, che ci siano molti fermi amministrativi in Italia? Cioè molte auto sono fermate dal fisco, non solo dal fisco, a volte anche dal fisco municipale, dalle controllate, dei comuni, eccetera, eccetera. Non ritieni che sarebbe opportuno anche in questo caso un condono per permettere a chi ha le macchine? A volte c'è una famiglia che ha una macchina sola e viene fermata, a volte anche con delle problematiche, con persone invalide nell'ambito della famiglia, e che comunque rimangono a piedi, perché adesso il codice della strada è diventato più pesante e quindi andare con una macchina con un fermo amministrativo comporta rischi molto gravi. Allora, me la servi così su un vassoio d'argento, quindi noi prima hai portato l'esempio di La Spezia, no? Dove abbiamo una delle nostre sedi principali, ovviamente abbiamo una ente di riscossione municipalizzata che evito di fare il nome ma che tutti conosciamo, e lei addirittura fa i fermi amministrativi, pignoramenti, e non guarda se sono beni strumentali, se sono auto che sono magari la prima auto della famiglia che potrebbe essere quella che gli consente di poter mangiare alla famiglia, loro non gli frega niente. Abbiamo provato a fare istanze, opposizioni e tutto il resto, loro vanno per la loro strada. Mentre il discorso che prima si faceva, agenzia di troppa discussione, diciamo che sui beni strumentali ogni tanto riusciamo anche a farli svincolare. Il problema è vero che se ci fosse anche lì una sorta di condono, sicuramente pur di liberare la macchina che ci consente di portare il pane a casa, magari facciamo qualche sforzo maggiore e riusciamo a pagare. Sicuramente ecco, un'ultima cosa mi è venuta in mente, perché parlando sempre di fisco, diciamo, potremmo parlare molto a lungo. Un'ultima cosa che volevo così solleticare il tuo interesse per la questione, cioè i pignoramenti. Quando ci sono i pignoramenti assistiamo al fatto che molte aziende sono in grave difficoltà perché viene pignorati tutti i conti correnti, senza esclusione, quindi impedendo così di poter in qualche modo poter andare avanti per poi pagare anche le tasse, ci mancherebbe altro. Cosa ritieni che questa situazione del pignoramento globale, cioè che blocchi tutto, possa essere modificato o sia giusto così? Domanda retorica. Sai già la risposta, quindi. Sicuramente la immagino, però potresti anche sorprendermi. Una domanda retorica è pericolosa per chi la fa. No, non posso, cioè non si può esimersi a rispondere così, perché comunque sia, cioè, è impossibile, non va bene. Ci vorrebbe una maggiore elasticità, permettendo al debitore di poter sopravvivere anche per pagare le tasse, per carità, perché le tasse sono da pagare, però non è che se lo blocchi completamente fai un servizio migliore, probabilmente no, perché
lo induci anche a non pagare più a volte, perché non riesce più a fare altro e allora è indotto purtroppo a pensare anche ad evadere fondamentalmente. Questa può essere la soluzione sbagliata, perché ovviamente noi dobbiamo sempre cercare di fare in modo che i debitori non pensino ad evadere mai e pensino a pagare, ma anche a poter pagare, perché se non c'è il tempo sufficiente, non gli dai tempo sufficiente, le persone, ahimè, non ce la fanno, quindi lasciano perdere ogni pensiero di poter adempiere. Ma non è proprio una mancanza di volontà, anzi i nostri imprenditori, come ben sai, ce la mettono sempre tutta per essere precisi e puntuali. Ovviamente che una forte pressione fiscale, una crisi economica che oramai va avanti forse da troppi anni, ovviamente non consentono all'imprenditore di essere sempre regolare, anche perché alle volte si trova veramente davanti la scelta di dire mangio o comunque pago le tasse. E in qualche modo secondo me le tasse possono aspettare, possono essere rateizzate, possiamo cercare soluzioni, mentre per il mangiare purtroppo almeno dobbiamo mangiare tutti i giorni. Bravo, io ricordo ad Antonino che è venuto in trasmissione un cliente di Milano che è venuto in trasmissione con la moglie, poi che la moglie faceva quasi più di lui, che gli è arrivata una rottamazione con 180.000 euro al mese quando aveva una pensione di 1.300 euro. Allora, almeno le prime 2 rate di rottamazione, poi si dimezzava a 90.000. Allora, questo signore qua ha detto una cosa che mi ha fatto pensare. Ha detto, ma io preferisco far mangiare i miei dipendenti, ovviamente anche lui doveva mangiare, se no, ma comunque pagare tutti i debiti dei dipendenti piuttosto che pagare le tasse. Anche questo non è giusto, però sembrerebbe che nella nuova riforma che si sta approvando col governo di centrodestra anche i reati fiscali da un punto di vista vengono più, viene evitato il contemplare il reato penale laddove l'imprenditore dimostri che non ha non pagato le tasse perché va a mangiare al casino e compra Ferrari, ma perché è nella situazione di impossibilità. E quindi questo è un passo importante di distinzione tra chi non paga perché non riesce e chi non paga perché distrae, perché se ne frega, eccetera, eccetera. Quindi questo mi sembra che vada nella giusta direzione, però servirebbe una maggiore decisione di aiuto per le persone in difficoltà, che sono tantissime, come dice Stefano, della sua associazione che ha il polso della situazione, per poter aiutare i cittadini anche nell'interesse dello Stato, perché se lo Stato ha delle rate più basse, ma con più tempistica, io capisco le ragioni della Ragioneria dello Stato, il fatto che a 5 anni si ragiona, ma qua non si deve ragionare a 5 anni, qua si deve ragionare in termini di possibilità per i contribuenti di poter pagare. E allora se le rate sono più basse, ma se la platea si allarga moltissimo, lo Stato incassa molto di più. E quindi questo serve, cioè essere più realisti del re per poter arrivare ad una soluzione che accontenti tutti, ma soprattutto non dimentichi lo Stato che deve incassare. Meglio di così non si poteva dire. Io solo una cosa vorrei chiudere in conclusione di questa nostra chiacchierata, ma non si potrebbe dare un colpo di spugna come più volte aveva suggerito Matteo Salvini? Ahimè, sarebbe bellissimo. Il problema di fondo è che, come ben sappiamo, Salvini ogni volta che parla viene attaccato, anche ora per aver proposto un condono edilizio su alcune abitazioni che comunque, lo sappiamo tutti, in Italia purtroppo è stato attaccato in maniera spaventosa. Questo purtroppo è quello che sappiamo che ci governa oramai da tanti anni. Se ne vuole, c'è stata un'inversione di rotta, speriamo che riusciamo a portarla avanti per lungo periodo. E questo è quello che speriamo tutti. Avvocato, le ultime battute a lei. Allora, io volevo fare una sintesi in questo senso, di quello che abbiamo detto. Indubbiamente quando si sente questa parola condono non deve fare paura, perché la gente non deve avere paura delle parole, ma deve avere paura di non farcela.
È questa la situazione e qui molti non ce la fanno. Quindi distinguiamo tra chi dice sono tutti evasori, dal fatto che dice sì, c'è anche qualche evasore, ma c'è la gran maggioranza che non lo è e quindi ha diritto a dei sistemi che attutiscano questo impatto forte delle tasse che sono molto pesanti. Detto questo, volevo dire una battuta sulle auto. Le auto purtroppo servono a tutti e comunque per fortuna si hanno le patenti, si può lavorare anche per pagare le tasse. Secondo me servirebbe veramente un condono sulle auto ferme, sui fermi amministrativi, perché io assisto a molte famiglie disperate che non sanno più come fare perché devono andare a prendere la macchina a noleggio che è carissima e non se la possono permettere, o devono prendere altri strumenti, devono intestare le macchine a parenti. Allora abbiamo una forte necessità dei cittadini di mantenere il controllo delle loro auto. Fategli pagare a rate più basse, fategli pagare eventualmente se la macchina serve, come dice Stefano, per usi professionali, per uso aziendale, per uso di lavoro, non la puoi fermare, perché se no, se è un invalido che ha la macchina non la puoi fermare. Allora ci vuole una maggiore attenzione sui fermi. Mi sembra che il fermo sia utilizzato in modo troppo esagerato e invece il fermo deve essere fermato in qualche modo facendo un condono. Tutti quelli che hanno la macchina con il fermo potrebbero beneficiarne, secondo me. E questa è un'idea che io forse avevo già tirato fuori, però adesso oggi con l'aiuto di Stefano è venuto in mente, potrebbe essere una soluzione per tanti italiani che sono veramente disperati. E meglio non si poteva dire. Io ringrazio entrambi, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, ci si ritrova l'11 di giugno. Ci salutiamo con Qui Parlamento, Igor Iezzi, a seguire Giovanotti, a te del 2011. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che malgrado tutto debba essere dietro cambio, il meglio deve ancora venire. Grazie al dottor Stefano Agnesini di Confederazione Imprese Unite per l'Italia, grazie all'avvocato De Filippi, alle 20 aria fritta se volete restare con noi. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano lavorando. Fino all'ultima scheda. La diretta elettorale su Radio Libertà non stop per te. Ti aspettiamo a partire dalle ore 22 di domenica, senza filtri né censure. Radio Libertà, la tua radio. Qui Parlamento. Presidente, ma io devo dire che sono un po' stupito dal livello che ha preso questo dibattito, che mi sembra sia caratterizzato da una sorta di furore ideologico, non so se per la campagna elettorale in corso o per altri motivi, ma mi sembra davvero che si stia sollevando troppo i toni. Invece credo che su un tema così importante occorra usare un minimo di buonsenso. Ecco, nessuno ha paura di questo testo. Noi siamo certi che sia necessario fissare delle regole, siamo certi che sia necessario eliminare i conflitti di interessi, ma siamo altrettanto certi che vanno difesi i diritti di tutti, anche di coloro che vogliono prestare la propria opera all'interno della politica. Ecco, noi abbiamo sempre pensato che la politica vada incentivata, non disincentivata. Noi non dobbiamo fare in modo che la politica sia un castello impenetrabile, no, noi dobbiamo fare in modo che la gente abbia voglia di partecipare alla vita di questo paese e ci sorprende questo tipo di dibattito. Noi abbiamo sempre, anche durante il dibattito, durante il confronto in commissione, ci siamo avvicinati a questo argomento con spirito, direi, laico, con atteggiamento costruttivo. Non a caso abbiamo fatto degli emendamenti inizialmente che mi sembravano anche di buonsenso, firmati da tutti i capigruppo, e alcuni li abbiamo fatti anche come
come partito della Lega singolarmente. Emendamenti che appunto erano improntati a questo buonsenso, fissare delle regole ma senza impedire a nessuno di poter partecipare al mondo della politica. Io non vorrei che per una sorta di eterogenesi dei fini questo provvedimento fosse un provvedimento a difesa della casta, cioè i politici che possono fare solo i politici e che non si devono aprire al mondo che sta fuori da questo palazzo. E allora condivido con l'intervento che è stato fatto prima dal collega Russo la necessità di togliere i troppi vincoli che erano inseriti all'interno di questo testo, ripeto, caratterizzato da una sorta di furore ideologico nei confronti per esempio dei sindaci, che sono l'anima pulsante del nostro paese, ed è proprio a livello comunale che più di tutto va aperto il mondo della politica per fare in modo che le esperienze, che le professionalità, che il mondo del lavoro partecipi e la società civile partecipi al bene comune. Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Fino all'ultima scheda. La diretta elettorale su Radio Libertà non stop per te. Ti aspettiamo a partire dalle ore 22 di domenica, senza filtri né censure. Radio Libertà, la tua radio. Fondi da governi, da enti pubblici di stati esteri, da persone giuridiche aventi sedi in uno stato estero non assoggettato. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di